Ma erano un po' interne anche qua. Il Gay Pass. No, possiamo provare con le cuffiette. Non so. Questi qua attaccano con tutto. È uscita che c'è il pullman. Dice la stazione cosa per un turno. Vedere un turno. Secondo te io ho guardato il carro dopo. Vuoi vedere le chiamate che stamattina? È piccolo così che passano cosa bella. Guarda, tu lo stai obbligando a fare così tante volte. Queste sono le chiamate che stamattina. Lo mettiamo di fuori con lo squash. Proviamo il contatto. Siamo sempre nella nostra nebbia di canarese. Come vuoi tu? Dimmi tu. Poi dipende dal traffico anche. Aspettiamo un altro paio di minuti, dai, poi ancora quando si vedono gli altri, aspettiamo per gli screen mi ammazzo. Poi ti richiamo appena vedo gli altri. Dai, a tra poco. Ciao. Come regalo di piano. Bella cosa, grazie. Vero? Regalo di piano. Ascolta, inizia a fare la colletta. Guardi, ascolta, tutta gente qua. Andiamo a Vieni vicino a Madonna. qua brutta gente. Spostiamoci un attimo. Si è messo dal tuo cantone. Adesso ho capito perché ieri è andato lontano da noi. Sapeva già. E questa è roba sua? Questa è roba sua, no? 6 euro. Chiami Leo, c'hai l'orologio lì che chiami i tuoi amici. No, non ce l'hai. Però questa è roba sua. Secondo me stai cavalcando Ha cavalcato l'onda Lui ha già e... Ai nostri tempi c'era il calcio dei monocchini che andava benissimo. quello con la carta da posta. No, quello non sono lavorato dopo. La lista. Vero di ricordo. L'orologio è stato già regalato l'anno scorso. Non parla sempre di passato. Dobbiamo pensare al presente. Allora c'è il regalo, c'è il presentato ieri. Così, c'è il regalo. Tu hai patenti. Già il quad, aveva già la mini moto, c'è ancora. La Switch non costa la Switch, comprarsi e basta. Sì, ma bisogna comprare l'uovo.
Faccio parlare? Prova. Si sente? A posto? Sveglio o corri? Di nuovo. Guarda che ci vedono. Ma adesso che mi aspetti? Un minuto dalla fine, cosa facciamo? Siamo io devo andare a 17. Prova. Canale 2, canale 2. Ma io, si aggiustano loro, io ho il corso. Io dovrei recuperare. Ma lui ha detto che vai via subito a fine partita. Non so
sudando. Non saprei. Secondo me cattura l'audio dal computer. Benvenuti dal Baciccia di Fra. Ok, Matti, ti chiudo. Andiamo ad arrangiarci. Dai, a dopo. Perché ho corso! Abruzzo! Perché ho lottato! Abruzzo! Per chi sono morto! Abruzzo! Forza! Abruzzo! Forza! Abruzzo! Forza! Abruzzo! Una buona giornata dal Ferrando di Pra, partono le semifinali del 60° torneo delle regioni. In campo, come state per vedere, la rappresentativa regionale dell'Abruzzo e quella del Piemonte Val d'Aosta. Squadre in campo per questa prima semifinale, la categoria quella degli under 15, davanti si affrontano in maglia bianca il Piemonte, Val d'Aosta, in maglia rossa l'Abruzzo. Andiamo velocissimamente a intanto guardare il calcio d'inizio col Piemonte che muoverà il primo pallone e poi a darvi tutte le informazioni del caso per vivere questa sfida che mette in palio ovviamente la finale di domani, dove si giocherà nel cuore di Genova, l'impianto sportivo della Sciorba. Qua ci troviamo in un quartiere periferico, Pra, il quartiere del Pesto e del Basilico, con il quale appunto si fa una delle prelibatezze della nostra regione. Allora, partiti con il primo pallone mosso proprio dall'Abruzzo, che è partito fortissimo. Può arrivare la prima occasione del match, vediamo un po', subito un rigore da reclamare. Vi dico i protagonisti in campo. Ovviamente abbiamo iniziato con qualche problema tecnico, quindi siamo in leggerissimo ritardo sulle informazioni per farvi vivere questa partita. Partiamo dalla prima nominata, che è l'Abruzzo, che schiera tra i pali Liberato Scioli, poi Cannarozzi, quindi Ettorre, Giosaffatto Francesco e Giosaffatto Dionisio, poi Monga, Nadi, Ocoroi, che è il giocatore che è stato atterrato adesso in area di rigore, che ha reclamato il calcio di rigore, per il quale naturalmente il direttore di gara è andato subito a redarguire la panchina abruzzese per proteste che ci sono sembrate comunque piuttosto civili. E poi naturalmente continuiamo con la formazione: Reale, Rebega, Ruggeri, Scognamiglio e Seputis. L'allenatore è il signor Pasquale Villa. In panchina ci sono anche Bomba, Bove, Capozzi, D'Enrico, Di Giannantonio, Fragassi, Tirone,
e appunto come vi dicevo Seputis. Andiamo a anche raccontarvi quella che è la formazione del Piemonte che in questi tipi di manifestazioni parte sempre tra le squadre da tenere in considerazione: Rostagno, poi Amendolagine e Conforti, Summa, Cavazza, Catanzaro, Sottile, Tenca, Ballocco e Chira. Naturalmente il allenatore è il signor Francesco Di Nuovo. In panchina ci sono anche Bertot, Bernardinis, Olivero, Aversano, Maiolo, Scanavino, Greco, Picciano e Cozzula. Andiamo anche a raccontarvi chi sarà a dirigere l'incontro, e ha già avuto del lavoro da fare, perché l'arbitro Lorenzo Pettirossi di Genova, coadiuvati dagli assistenti Santina Delfino e Nicolò Biasotti. Siamo al secondo minuto, c'è stata una occasione, come abbiamo visto, per l'Abruzzo, con un giocatore che adesso rientra sul terreno di gioco, non lo vedevo più. E quindi terzo minuto di gioco, i tempi da 35, lo ricordiamo, la categoria l'Under 15, il punto della competizione è la semifinale in questo giovedì di Pasqua, finale che si disputerà domani nell'impianto sportivo della Sciorba, nel cuore della città genovese. Tanto per darvi un po' di anche informazioni per chi ci segue da fuori regione, a pochi chilometri, forse a poche centinaia di metri dallo stadio Luigi Ferraris, l'impianto sportivo della Sciorba, dove oltre ad esserci il campo da calcio omologato per la Serie C, c'è anche un impianto di nuoto dove qualche volta ha giocato anche la Prorecco Pallanuoto, una delle squadre più forti del mondo nella sua ovviamente disciplina. Punizione per il Piemonte, minuto 3. Il capitano Mattia Amendolagine, giocatore del Lascaris, sul pallone. La distanza è siderale, ma forse si può addirittura pensare a una conclusione in porta, o meglio, forse il numero 4 sta pensando a conclusione in porta. 2 in barriera per il portiere abruzzese. Amendolagine sul pallone, tutto pronto, ci sono praticamente quasi tutti gli effettivi nei dintorni dell'area di rigore, solo 2 giocatori messi fuori, la palla è calciata morbida a cercare un compagno senza problemi. Liberato Scioli, il portiere della selezione abruzzese, la controlla e poi la va a rinviare. Sarà Guerra per la seconda palla. Si cercano ovviamente gli attaccanti, in primis il numero 10 Giosaffatto. Adesso c'è un calcio di punizione, gara spezzettata in questi primi minuti di gioco. Il fallo lo ha subito il numero 19 Scognamiglio, il giocatore dell'Aquila, formazione che si sta distinguendo anche con i grandi. Abruzzo, che è una regione molto appassionata di calcio anche a livello dilettantistico. Attenzione, perché Monga, che è sembrato il più attivo di questa prima parte di frazione, ha già reclamato un rigore, il numero 13, anch'esso giocatore dell'Aquila Soccer. Aquila Soccer che tra l'altro si sta distinguendo a livello di prima squadra, ne stanno parlando tanto tutti i rotocalchi sportivi. Attenzione sempre a Monga, che prova a mettere il pallone in mezzo, ma Amendolagine poi allontana e la sfera termina fuori proprio in prossimità della panchina abruzzese. 5 minuti sul cronometro, ancora nessuna occasione. Ricordiamo, per chi si fosse messo all'ascolto in questo istante, che sono le semifinali del 60° torneo delle regioni, che dopo 39 anni è tornato in Liguria. Semifinale della categoria Under 15. La finale si disputerà domani mattinata. Sarà la gara di apertura della giornata dedicata proprio alle 4 finali nelle categorie Under 15, Under 17, Under 19 e naturalmente femminile. Su questo campo andrà in scena poi nel pomeriggio anche l'altra semifinale, quella appunto della categoria femminile, dove saremo sempre qui a raccontarvi le imprese dei giocatori e in questo caso anche delle giocatrici. Sesto di gioco, 0-0, gara che era partita bene, poi però si è un po'
persa nella fase di studio che a questo punto si sta procrastinando. Gara anche spezzettata, almeno per ora può manovrare il Piemonte. Sarà Conforti ad effettuare il rinvio, anzi era Summa ad effettuare il rinvio. Ancora Mendolagine, giganteggia a centrocampo, poi prova a servire Tenca sulla corsia di destra, prova lo spunto, mette al centro, in apprensione la difesa dell'Abruzzo. Poi ancora Tenca che riesce a recuperare il pallone, attivissimo, il numero 18 va di nuovo sul fondo e conquista il primo calcio d'angolo della partita. Lo stesso numero 18 si incarica della battuta. Pochi giocatori, anzi rimessa laterale, scusate, pochi giocatori in area ha portato il Piemonte su questo possesso palla. Si continua a giocare in quel fazzoletto di terreno, c'è di nuovo una rimessa laterale per il Piemonte. Timothy Summa, il giocatore che si va a incaricare della rimessa in gioco, palla dentro l'area di rigore, poi forse timida occasione per il Piemonte, anzi mischia che la difesa abruzzese riesce in qualche modo a sventare. Il numero 17 della formazione in maglia rossa non riesce a mantenere il pallone in campo, allora rimessa laterale per la selezione Piemonte Val d'Aosta. Siamo dall'altra parte, il Piemonte che forse sta cercando di fare leggermente più la partita, ma occhio ai contropiede della formazione abruzzese che ha dimostrato già di saper far male. È arrivata già infatti l'unica occasione del match dopo pochissimi secondi per un calcio di rigore reclamato dalla formazione in maglia rossa. Ora ancora Piemonte che manovra. Duello tra Ziad Nadi e Tenca che si riproporrà naturalmente per tutta la partita su questa corsia, quella qua di sotto, ovvero la corsia destra d'attacco del Piemonte Val d'Aosta, sinistra di difesa dell'Abruzzo. Altro calcio di punizione, come vi raccontavo, gara abbastanza spezzettata in queste prime fasi, con la palla lunga a cercare gli avanti piemontesi e valdostani, con una Mendolagine a centrocampo, però è arrivata la segnalazione di fuorigioco e tanto rimane anche a terra un giocatore abruzzese. Si tratta del numero 11 Giosaffatto. Uno scontro di gioco fortuito con un avversario. Giosaffatto, un giocatore del Curi Pescara. Sono tante le squadre che danno i giocatori alla rappresentativa per quel che riguarda l'Abruzzo: il Curi Pescara, la Virtus Anaxum, la Fenice Academy, l'Academy Calcio L'Aquila, la Gladius Pescara, la Valle Peligna, il Giulianova, la Cantera Adriatica, l'Aquila Soccer, come detto, la Virtus Vasto, la Renato Curi Delfino Folgore, il Gaetano Bonolis Teramo e la Spoltore Calcio. Dall'altra parte ovviamente citiamo anche le squadre piemontesi valdostane come il Chisola, l'Alpignano, l'Ascaris, il Volpiano, il Giovanile, l'Asti, il Gozzano, la Cheraschese, il Pinerolo, il Vanchiglia, il Volpiano. Sono queste le formazioni da cui i selezionatori hanno attinto. Nel frattempo un altro calcio di punizione con una Mendolagine sul pallone. Capitano della rappresentativa, il giocatore dell'Ascaris, palla direttamente sul portiere, la fa sua senza troppi problemi Paolo Liberato Scioli del Curi Pescara, palla lunga a cercare Clement Monga, ma la sfera finisce da una parte all'altra e quindi dal portiere Liberato Scioli ad Alberto Rostagno, estremo difensore del Chisola. Ora lungo lancio e minuti che sono 10, quindi un terzo del primo tempo pian pianino se ne sta andando. Piemonte Val d'Aosta che sembra un po' più padrone più che padrone del gioco.
Retropassaggio adesso con la retroguardia abruzzese che deve allontanare, ma c'è di nuovo un intervento duro e di nuovo ai danni, mi sembra, del numero 11. Giosaffatto che anche in questo caso si rialza, ora la palla viene girata sulla corsia. Giosaffatto sono due ovviamente, Dionisio è il numero 11, Francesco è quello che ha manovrato adesso, anzi che sta manovrando adesso ma che non tiene in campo il pallone. Ancora nessuna occasione nel match, un rigore reclamato da Clément Monga dopo pochi istanti di gioco, la prima palla, il primo possesso praticamente della partita, poi tanto gioco al centrocampo e anche qualche colpo. Ora Monga prova ad andare da solo sulla corsia di sinistra, vediamo se arriva il calcio d'angolo. Sì, no, laterale perché il giocatore piemontese è riuscito a tenere in campo il pallone. Proprio Giosaffatto che va ad effettuare la rimessa in gioco. Sfera giocata a corte, attenzione persa dall'Abruzzo, può ripartire il Piemonte Val d'Aosta con lo scarico però errato da parte di un giocatore. Allora ancora Giosaffatto con il numero 10, va indietro, poi palla per Mongai, tocco di prima e in qualche modo se la cava Tenca, poi su di lui c'è l'intervento sul pallone, occhio ancora al numero 10 abruzzese Giosaffatto, palla messa in area di rigore, allontanata dal Piemonte, mantenuta in campo. Adesso l'Abruzzo che ha alzato un po' il baricentro e non riesce a uscire il Piemonte. Non ha tenuto il pallone in campo il numero 18 Ruggeri, il giocatore, anzi scusate Tenca proprio, Tenca che manovra ora e poi senza troppi fronzoli, sfera calciata lontano, sarà rimessa, sempre lo stesso Tenca che va ad effettuare, che è andato ad effettuare questo rinvio, poi la rimessa battuta verso Clément Monga. Abbraccio affettuoso su di lui, anche in questo caso non giudicato. Il lungo lancio verso gli attaccanti del Piemonte e della Val d'Aosta, in questo caso Alessandro Chira, è stata anticipata, ripartita l'azione, ancora Monga che ha un po' di spazio, questa è la sua zona di campo preferita, va sul fondo, mette al centro e arriva il primo calcio d'angolo per l'Abruzzo. Non ne ha battuto neanche il Piemonte Val d'Aosta, perché poi in realtà quello che ci pareva un calcio d'angolo è una rimessa laterale, quindi arriva il primo corner della partita, lo andrà a calciare Giosaffatto dalla bandierina di destra. Francesco Maria Giosaffatto, come detto, col numero 10, col numero 11 invece Dionisio Luca Giosaffatto. Traiettoria con il mancino a rientrare, palla sul dischetto che non rintraccia la testa di nessun compagno. Allora ancora l'Abruzzo che prova in azione di sfondamento, Amendolagine, poi in qualche modo la retroguardia in maglia bianco crociata se la cava, la rimessa laterale è per l'Abruzzo, altezza vertice dell'area di rigore, quindi rimaniamo in zona assolutamente d'attacco per gli abruzzesi che negli ultimi 4-5 minuti hanno un po' risposto a quella supremazia territoriale con la quale aveva iniziata la rappresentativa del Piemonte Val d'Aosta. Ora Amendolagine, il capitano, che alza questo pallonetto per Chira, viene anticipato da Giosaffatto ma commette fallo il numero 20 piemontese. Il direttore di gara che richiama per l'ennesima volta la panchina abruzzese, ogni contrasto urlate, ha detto chiaramente assistente Petti Rossi di Genova. Ora lungo lancio, Amendolagine a fare da frangiflutti davanti alla difesa, fa ripartire anche il Piemonte che forse ha un po' di campo perché le squadre sono leggermente allungate. E allora l'azione che si sviluppa sulla corsia di sinistra dove c'è uno spunto ottimo da parte di un giocatore in maglia bianca e poi arriva il primo calcio d'angolo anche per la formazione del Piemonte della Val d'Aosta, perché su questa iniziativa da parte prima del numero 15 Ferello, poi del numero 18 Tenca, è arrivato appunto il calcio d'angolo. Vediamo quanti uomini porta Piemonte Val d'Aosta in area di rigore, sono 5, adesso arriva anche il sesto, Amendolagine che ha lasciato solo proprio all'altezza del dischetto, palla però sul secondo palo, forse troppo lunga,
sfera che non sfila sul fondo perché la tiene in campo il numero 15 Ferrello, poi va in posizione di cross, palla deviata, la sfera termina fuori, ma termina fuori dalla parte del Piemonte Val d'Aosta, quindi secondo calcio d'angolo, 2-1 il computo dei corner, qualcosa sul tabellino si sta muovendo e sono appunto i calci d'angolo con il Piemonte che di nuovo porta 6 giocatori in area. Piemonte lascia, l'Abruzzo scusate, lascia 2 giocatori fuori, palla calciata direttamente tra le braccia del portiere liberato Scioli, che poi può andare immediatamente al rinvio, si cerca la velocità di Monga, c'è però la difesa del Piemonte, ma la seconda palla la prende l'Abruzzo, allora sì che la palla viene lanciata per Monga, la posizione è regolare da parte del numero 13 che può puntare, va verso l'interno, salta un giocatore, poi vince un rimpallo, poi di nuovo Monga manda 2 giocatori al bar, continuano a mantenere il possesso palla, cross deviato e sfera che finisce tranquillamente tra le braccia del portiere di Piemonte e Val d'Aosta. 17 sul cronometro, passiamo a metà frazione proprio in questo istante, 17:30. E Amendolagine che si addormenta sul pallone, Monga glielo soffia da sotto il naso, poi in qualche modo l'Abruzzo va per via centrale, non in profondità, e allora perde la palla Balocco, riparte il Piemonte ma ha già regalato il possesso agli avversari. Manovra Giosaffatto che va al calcio lungo a cercare proprio Clément Monga, seconda palla questa volta in un primo momento catturata dal Piemonte, poi un duello ovviamente ad alti contenuti agonistici tra Kira e Giosaffatto, in questa occasione lo vince il numero 11 che però è costretto a regalare la rimessa laterale alla formazione avversaria, rimessa laterale effettuata e riguadagnata da parte del Piemonte che avanza di qualche metro con il numero 8 Summa. Palla indietro per il 19 Balocco, da questi il giro palla, ancora Balocco, può controllare il numero 19, andare lungo a cercare la sponda di parte di un attaccante, arriva il primo tiro della partita verso lo specchio della porta su questa bella trama che è passata da un lancio delle retrovie, una sponda di testa di Kira e un inserimento per tempi perfetto, per conclusione un po' meno da parte di Simone Ferrello che ha controllato, poi ha calciato con il destro debolmente. Ora lancio per Monga, viene anticipato da Balocco. Tanto lavoro per il numero 19 di Piemonte Val d'Aosta. Uno davanti, uno dietro. Uno davanti, uno dietro. 20 sul cronometro quasi. E 0-0. All'Italo Ferrando Baciccia di Pra. Siamo in un quartiere della periferia genovese. Quartiere famoso, come vi ricordavo in apertura di telecronaca, per il basilico da cui si fa il pesto. Secondo la tradizione, proprio col basilico di Pra si deve fare il pesto alla genovese, che è marchio ovviamente dopo patrimonio dell'UNESCO addirittura da qualche mese. Prelibatezza che i giocatori hanno potuto assaggiare in questi giorni, anche perché il torneo delle regioni comporta anche conoscere proprio il territorio che ospita. Occhio però a destra Clément Monga che va sul fondo, palla messa dentro e attenzione perché l'azione continua, tira la palla fuori, calciata da parte di un giocatore dell'Abruzzo, sembrava il numero 4, ma il pericolo pubblico numero 1 è il numero 13, ovvero Clément Monga, che anche in questo caso ha creato superiorità, ha messo la palla al centro, c'è stato prima il liscio di un giocatore da parte dell'Abruzzo, la sfera è sfilata sul secondo palo dove a rimorchio è arrivato il numero 17, ovvero Andrei Rebega o Rebega. Conclusione deviata, 2-2 il computo dei corner, palla calciata sul dischetto
e ora stava per ripartire il contropiede piemontese, ma lo stesso numero 17 è andato ad alleggerire, e poi serie di batteri batti con il portiere abruzzese Liberato Scioli, che deve uscire ben oltre la propria linea di porta per andare a intercettare questa palla che poteva essere problematica per la retroguardia abruzzese. Stava arrivando Cristian Tenca a sprombattuto. Ora di nuovo serie di batti e ribatti, 22 sul cronometro, 0-0 la partita, la prima semifinale della categoria Under 15 del 60° torneo delle regioni, in campo con la maglia bianca rappresentativa del Piemonte Val d'Aosta, con la maglia rossa quella dell'Abruzzo. Intervento adesso falloso da parte del numero 15 piemontese Simone Ferello, un giocatore dell'Asti, prima squadra dell'Asti che milita nel campionato di Serie D nel girone A. Punizione per l'Abruzzo che verrà gestito da Alessandro Ettorre del Giulianova. Riceve disposizioni dal suo selezionatore, il numero 8. Palla sul secondo palo, dove però svettano solo maglie bianche. Il rimbalzo, diciamo così, lo prende il Piemonte, ma poi gli riconsegna il possesso all'Abruzzo. Lungo lancio per Giosaffatto, che riesce a mantenere il pallone in campo, ma di fatto lo regala poi alla formazione piemontese. È da solo Tenca, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Poi l'Abruzzo perde palla e l'azione diventa offensiva, perché viene servito il numero 17, che riesce in qualche modo a recuperare il pallone, poi però commette fallo, un fallo di foga, e allora o rimessa laterale o fallo in attacco. Cambia poco, perché il possesso sarà per l'Abruzzo, che ha già mosso il pallone alleggerendolo su Liberato Scioli. Palla lunga nel cuore del centrocampo e la riconquista il Piemonte, ma non mette ordine. Allora Monga punta il diretto avversario, svaria tanto su tutto il fronte offensivo. Il numero 13 ora va sul fondo, viene forse disturbato fallosamente, ma si continua a giocare, guadagna alla fine una rimessa laterale. Quando si accende il numero 13 crea sempre problemi e svaria su tutto il fronte offensivo, da destra a sinistra. Dai suoi piedi, dalle sue giocate sono nati i fin qui pochi pericoli della partita. Un'azione dopo pochi secondi di gioco dove ha reclamato un calcio di rigore, poi quella che è stata forse l'occasione più importante del match, ovvero un suo suggerimento dal fondo, bucata a centro area e raccolto da un giocatore sul secondo palo con la deviazione di un difensore in calcio d'angolo. Monga che va anche ad effettuare le lunghe rimesse in area di rigore con la palla che viene allontanata. Giosaffatto prova la conclusione di prima, ancora il numero 10 in mezzo a un nugolo di giocatori. Amendolagine prova a rinviare, ma il rimpallo lo sfavorisce. Fasi un po' caotiche lì davanti all'area piemontese, che in qualche modo poi si alleggerisce, ma troppo, perché la sfera finisce direttamente tra i piedi del portiere abruzzese. Abruzzo che dopo un inizio forse un po' timido ora sta prendendo un po' più di campo rispetto a Piemonte e Val d'Aosta. La trama è sempre quella di cercare lungo ovviamente Clement Monga, però il possesso palla in tempo di punti percentuali è aumentato negli ultimi 10 minuti da parte della formazione abruzzese, 10 minuti che sono quelli che mancano alla fine di prima frazione. Ora Giosaffatto prova lo spunto personale, salta due avversari, poi va sulla corsia di sinistra, cross sul secondo palo dove ci sono due giocatori abruzzesi che però non si capiscono, e allora può ripartire il contropiede del Piemonte. Forse si apre un po' la partita, proprio in questo frangente c'era stato il suggerimento da parte del numero 17 che voleva allargare da questa parte, stava arrivando Tenca a sprombattuto. Ora la gara aumenta anche di ritmo e potrebbero anche arrivare le prime occasioni nitide
perché quelle che vi ho raccontato finora non sono state proprio occasionissime. Monga in area di rigore sbaglia la prima cosa della sua partita, ma poi va a recuperare. Qua reclama un abbraccio un po' troppo affettuoso da parte di un avversario. Ora Piemonte che manovra a centrocampo, squadre che si stanno un po' spezzando, e lancio direttamente sul portiere. Rinvio del portiere proprio a cercare Mongacia, Mendolagine, capitano della formazione piemontese, che giganteggia a centrocampo, poi sfera che termina in fallo laterale. Rimessa laterale per il Piemonte Val d'Aosta quando siamo al minuto 27. Calcio d'angolo adesso e il Piemonte Val d'Aosta va avanti nel computo di corner, sono 3-2 per la formazione bianco-crociata. C'è Mucchio ovviamente in area di rigore, tutti fuori i giocatori piemontesi che poi entreranno, sono sempre 6, ne porta sempre 6, così come l'Abruzzo ne lascia sempre 2. E attenzione, la palla direttamente dentro e arriva il gol olimpico da parte del Piemonte col numero 17. Numero 17 della formazione piemontese, Nicolò Sottile, un giocatore del Chisola, direttamente da calcio d'angolo, quello che in gergo si chiama gol olimpico. Poi vi racconterò anche perché si chiama così. Traiettoria forse anche un po' aiutata dal vento. Questo campo è abbastanza famoso per il vento, perché siamo in una piana e praticamente a pochi metri dal mare. In realtà qua dietro c'è una parte di porto sia turistico che anche commerciale. Esattamente dietro al campo di Pla c'è un canale dove spesso si disputano delle regate di canottaggio, e quindi siamo veramente sul mare, e quindi il vento spesso è protagonista delle sfide qua al Baciccia. Sta di fatto che la traiettoria disegnata dal giocatore piemontese è stata una parabola che ha tratto in inganno Liberato Scioli. Nicolò Sottile, come detto, giocatore di Chisola, ha portato in vantaggio il Piemonte, e un gol direttamente da calcio d'angolo, un po' la fotografia di una partita che non ha regalato troppe emozioni, ma che sta comunque divertendo i tanti spettatori occorsi sugli spalti. Gol olimpico si diceva, perché bisogna andare indietro al 1930, anzi forse addirittura prima, sicuramente prima, 1928, l'Uruguay campione olimpico giocò un amichevole contro l'Argentina, e contro l'Argentina un giocatore argentino segnò un gol da calcio d'angolo, che quindi divenne il gol olimpico perché segnato contro la nazionale campione olimpica in carica. Gli argentini ovviamente vivono il calcio come una fede, come una religione, danno il soprannome a qualsiasi cosa, e soprattutto tra nazionali e tra nazioni sudamericane c'è tanto orgoglio, anche tanto sfottò, e quindi su tutti i giornali dell'epoca comparse questa dicitura gol olimpico, e da lì qualsiasi gol che viene realizzato su calcio d'angolo viene chiamato gol olimpico, perché lo segnò l'Argentina contro la formazione campione olimpica. E l'ha segnato anche Nicolò Sottile, che potrà fregiarsi di aver segnato un gol olimpico al torneo delle regioni. Questo giocatore del Chisola Calcio, formazione che anch'essa, come l'Asti di cui vi parlavo prima, impegnata la cui prima squadra è impegnata nel girone A della Serie D ed è seconda in classifica dietro all'Alcione, quindi una squadra che sta facendo molto molto bene, e anche a livello di settore giovanile una squadra che sta consegnando giocatori alle rappresentative, quindi sta lavorando bene con i giovani, uno dei quali appunto è il fin qui match winner della gara. 31 sul cronometro, ancora qualche minuto e poi sarà duplice fischio da parte di Pettirossi di Genova,
1-0 Piemonte, il gol occorso più o meno 5-6 minuti fa. Piemonte Val d'Aosta che quindi vince, sta vincendo, si sta aggiudicando naturalmente questo primo tempo, un primo tempo, scusate, a dire la verità piuttosto equilibrato, dove la differenza l'ha fatta veramente questa giocata da parte di Nicolò Sottile, che adesso ci può riprovare perché c'è un altro calcio d'angolo ed è il quarto della partita per il Piemonte. E di nuovo Sottile sul pallone, naturalmente anche qua il vociare ovviamente degli spettatori sugli spalti, perché ora si aspettano, e invece però si va allo schema, Mendolagine non interviene, poi la conclusione che passa e il Piemonte trova il 2-0, un 1-2 terribile della rappresentativa Piemonte Val d'Aosta. In questo caso non ha cercato il gol olimpico, attenzione perché c'è un giocatore dell'Abruzzo che è rimasto a terra. Il liscio di Amendolagine sul calcio d'angolo di Nicolò Sottile. Poi io vedo i giocatori che vanno dal numero 19, ma credo che in realtà il tocco decisivo sia stato di un giocatore abruzzese, perché è arrivato un tiro cross verso la porta e secondo me era ampiamente fuori dallo specchio, e c'è stato il tocco da parte di un giocatore abruzzese. Confermo l'autorete, grazie ovviamente alle immagini del nostro operatore Moreno Danna. C'è stata proprio un'autorete di un giocatore abruzzese, perché la sfera calciata da un giocatore piemontese andava verso il secondo palo, poi c'è stato proprio la picchiata proprio sul malleolo di un giocatore abruzzese ed è finita in rete. Nulla da fare per Liberato Scioli, 33:30 sul cronometro, 2-0 tremendo da parte del Piemonte Val d'Aosta, perché è un 1-2 assolutamente terribile, e entrambi i gol arrivati su situazione di pallenativa, innanzitutto di calcio d'angolo nella fattispecie. 4 ne ha battuto il Piemonte, con 4 calci d'angolo ha segnato 2 gol. Quando si dicono che le pallenative e gli episodi sono determinanti del calcio, questo primo tempo ne è esempio chiaro e determinante. 2-0, poi saremo anche più precisi sia nel riferirvi chi ha calciato, chi ha messo la palla in centro e soprattutto il giocatore sfortunato su cui quel pallone è picchiato. 2-0 e ora l'Abruzzo ha un compito mastodontico davanti a sé, perché recuperare 2 gol a un Piemonte che è vero che ha rischiato qualcosina in più, soprattutto nella fase centrale di frazione, però ha dimostrato una buona solidità, soprattutto difensiva, perché le palle gol concesse è stata praticamente mezza. È chiaro sintomo di un'organizzazione difensiva importante da parte della formazione piemontese. Occhio all'Abruzzo che adesso prova a ripartire con la conclusione poi da parte del numero 19, e comunque vi confermo il vento di Pra, perché adesso lo stiamo assolutamente anche percependo. Nel numero 19 Scognamiglio, che ha scelto di fare un po' tutto da solo invece che servire Monga, ha provato una conclusione col piattone. Ora Piemonte, che naturalmente con la tranquillità del risultato può anche giocare un po' più a mente sgombra, aprire e sciogliere, senza quella paura di sbagliare che una semifinale naturalmente porta. 2-0 al 35esimo e 30 secondi, quindi tempo regolamentare che è finito. Naturalmente si è perso un po' di tempo per i 2 gol e soprattutto in occasione del secondo gol, perché un giocatore abruzzese è rimasto a terra qualche istante. Ora prova l'Abruzzo, forse l'ultima azione del match. Un gol potrebbe assolutamente riaprire la partita. C'è questo cambio gioco alla cieca, era in ritardo il numero 4 abruzzese dalla parte opposta
e allora senza problemi il portiere piemontese Valdostano va a controllare la sfera. Serie di batti e ribatti, come vi dicevo, un po' più di tranquillità adesso da parte del Piemonte, sfera messa in fallo laterale e con 2 minuti di recupero si va a riposo, 2 come le reti del Piemonte Val d'Aosta che va a riposo sul 2-0, il primo gol di Sottile, il secondo un'autorete. Noi naturalmente ci fermiamo per un attimo, circa 10 minuti, e torniamo per i secondi 35 minuti.
Secondo tempo della semifinale Under 15 del 60° torneo delle regioni qui dal Baciccia di Pra, Genova-Pra naturalmente. Di fronte sono le rappresentative dell'Abruzzo, del Piemonte e Val d'Aosta. Si riparte dal 2-0 della prima frazione, con il quale ovviamente il Piemonte e Val d'Aosta sta ipotecando la finalissima di domani alla Sciorba, impianto sportivo nel cuore di Genova. Secondo tempo con gli stessi 22 effettivi in campo e naturalmente con Petit Rossi di Genova a fischiare il calcio di inizio. Tutto pronto, Abruzzo in maglia rossa, Piemonte in maglia bianca. Come detto, si riparte ovviamente dal 2-0 per la rappresentativa di Piemonte e Val d'Aosta, con quella abruzzese che manovra il primo pallone. Scognamiglio poi va indietro, con l'Abruzzo che ha un compito che sembra assolutamente proibitivo, visto anche la solidità difensiva appunto di questo Piemonte. Primo possesso dell'Abruzzo, che poi ha regalato una rimessa laterale ma ha riconquistato il pallone, ma poi alla fine lo ha praticamente risprecato con questo suggerimento verticale che è finito direttamente tra le braccia del portiere, anzi sul fondo, e adesso è tra le braccia del portiere Alberto Rostagno. – 35 minuti separano la rappresentativa piemontese dalla finalissima della Sciorba. Ovviamente ci ha provato subito l'Abruzzo a fine primo tempo con un'azione che non ha creato di fatto un'occasione, ma ha provato subito a riaprire la gara. Un gol riaprirebbe la gara, ma ha rischiato veramente poco il Piemonte in questa prima frazione. Vedremo se nella seconda gli avanti abruzzesi saranno un po' più incisivi sotto porta. Adesso c'è un calcio di punizione sulla tre quarti che verrà calciato nel cuore dell'area di rigore, dove ci sono tanti giocatori, c'è quindi tanto traffico. Ovviamente indiziato speciale Clement Monga. Palla calciata praticamente all'altezza del primo palo per Piemonte, che la può allontanare, prova timidamente ad impostare il pressing il numero 18 Ruggeri, e alla fine si combatte a centrocampo. Le seconde palle sono state naturalmente teatro di battaglia in questa gara, nella prima parte della gara che abbiamo visto proprio poco fa. Rimessa laterale per l'Abruzzo, che ha preso in mano le operazioni di gioco e non poteva essere altrimenti. Deve recuperare non uno ma due reti. Il primo gol è arrivato direttamente da calcio d'angolo, e abbiamo anche chiesto un po' qua sugli spalti. Effettivamente il vento è stato un alleato importante per Sottile, che comunque ha disputato innanzitutto un ottimo primo tempo, poi comunque il suo calcio era indirizzato verso la porta. Adesso pallonata in una parte molto dolorosa per un giocatore del Piemonte. E gioco fermo. Prima sostituzione adesso della partita, e la effettua la selezione piemontese. Esce dal terreno di gioco l'autore del primo gol, quindi Nicolò Sottile. Entra sul terreno di gioco il numero 17
17 numero 7 scusate, che è Aversano Stefano, entrato sul terreno di gioco in questo cambio. E allora 7 per 17. E proprio Aversano manovra e tocca il primo pallone della sua partita, prova ad andare da solo ma viene fermato da Samuele Reale, poi palla lunga a cercare Chira, su di lui c'è l'intervento da parte di un difensore abruzzese, allora rimessa laterale guadagnata dal Piemonte proprio davanti alla panchina dell'Abruzzo, è entrato con autorità Stefano Aversano, ha toccato subito il primo pallone provando a puntare due avversari. Ora palla che danza dentro l'area di rigore dell'Abruzzo e viene allontanata, ancora il Piemonte, il Val d'Aosta che la controlla con il numero 15 Ferello al limite dell'area, scaricata per Summa che però perde il pallone, sfera per Monga, le finte del numero 13, prova a puntare tutta la retroguardia avversaria. Monga fanno fatica ovviamente a fermarlo, su di lui però poi rinviene Cristian Catanzaro, la controlla, poi però la perde Ferello, la riconquista in qualche modo l'Abruzzo con Cannarozzi, palla messa dentro nell'area di rigore però non c'è nessuno, e allora Aversano controlla, prova di nuovo una giocata individuale, ed allora lanci lunghi, Giosafatto, palla per Monga, prova lo spunto personale il numero 13, poi arriva a dargli manforte Scognamiglio, Amendolagine in qualche modo, ma può proseguire l'Abruzzo, azione che si sviluppa per vie centrali, palla messa dentro, conclusione da parte di Rebega e la sfera termina fuori di pochissimo, si era tuffato Rostagno, sembrava non arrivarci, c'è un cambio, risponde anche l'Abruzzo naturalmente al cambio. Allora esce, per quel che riguarda ovviamente la rappresentativa abruzzese, il numero 17 Andrea Rebega, quindi è stata l'ultima azione della sua partita, questo tiro che ha creato qualche grattacapo alla retroguardia piemontese, e entra il numero 3 Mario Bove. Quindi i primi movimenti appunto sulle panchine, prime mosse da parte dei due selezionatori. L'Abruzzo, come vedete, in sola impressione deve recuperare 2 reti al Piemonte Val d'Aosta, ci sta provando con l'incursione adesso in area di rigore da parte di Nadi, che viene però fermato, errato adesso il disimpegno di Ruggeri, che però in 2 tempi riesce a rinvenire sul pallone, poi viene fischiato un calcio di punizione al numero 18, che non è troppo d'accordo col direttore di gara. Il direttore di gara sembrava intenzionato a estrarre un cartellino più che altro per le proteste, che sono state comunque civili da parte del giocatore abruzzese, poi però si è rimesso la mano nel taschino, si è chiarito con il numero 18 in maglia rossa, e adesso Amendolagine sul pallone per il Piemonte, con la palla che viene calciata nel cuore dell'area di rigore, proprio lo stesso numero 18, non completa il disimpegno Cannarozzi, sfera a cercare Aversano, adesso può puntare col doppio passo, va sul fondo, e quinto calcio d'angolo della partita per il Piemonte. Su 2 situazioni di questo tipo ha trovato i 2 gol che stanno decidendo fin qui l'incontro, arrivati tutti nel primo tempo, tutti dopo più o meno dopo la mezz'ora, perché il 28esimo il primo gol, quasi a fine partita il secondo. Qua il calcio d'angolo l'aveva calciato di nuovo verso la porta Aversano in questo caso, ovvero il sostituto di Sottile, quindi cambiano i fattori ma non cambia naturalmente il risultato. Hanno provato tutte e 2 ad andare in porta, e ora Clement Monga per il nuovo entrato Mario Bove, che però non riesce a mantenere
cioè non riesce a toccare il primo pallone perché il suggerimento da parte del compagno è impreciso. Allora rimessa laterale per il Piemonte, mentre vedo movimento sulla panchina dell'Abruzzo. Si stanno scaldando praticamente tutti gli effettivi su entrambe le panchine, ma movimento nel senso che c'è un giocatore pronto a svestirsi della pettorina ed entrare sul terreno di gioco, quindi potrebbe arrivare da qui a breve il secondo cambio per la formazione abruzzese. Adesso Aversano che prova a entrare dentro l'area di rigore, poi si allarga, viene forse disturbato da un suo compagno, da Kira, si pestano un po' i piedi, ma in qualche modo naturalmente riesce a conquistare una rimessa laterale. Sintomatico l'allenatore piemontese che ha detto non te la dai intanto, vai dentro l'aria. Aversano è entrato, ha dimostrato di avere una grande confidenza col pallone e provare sempre le giocate individuali. Lo stesso Aversano che adesso prova a svetare di testa, che non è proprio il pezzo forte della casa. Ora libera Toscioli lungo a cercare Mattia Bove, il rimpallo del numero 3 con un difensore, poi sbracciate da una parte e dall'altra per il direttore di gara che è molto ben piazzato, si può proseguire a giocare. Si stava complicando la vita e Torre, poi in qualche modo la sfera a cercare Monga. C'è però Summa che riesce ad allontanare ma non riesce a mantenere il possesso palla. Cambio per l'Abruzzo, come vi dicevo, seconda sostituzione per la formazione abruzzese, però si gioca. Allora cambio che arriverà al prossimo stop. Ruggeri, tre quarti campo, palla a cercare Monga, capisce tutto la retroguardia piemontese che si chiude nelle maglie e prova a reimpostare il contropiede. Aversano perde il pallone in una delle poche volte che aveva provato a passarla. A lungo lancia a cercare Monga che anticipa Mendolagine, va Bove, viene fermato da due giocatori, addirittura Conforti poi Abruzzo che recupera. Questa è la fase cruciale del match perché l'Abruzzo sta provando all'11° a creare qualche grattacapo, non sta creando però occasione a parte quel tiro di poco fa di Rebega. Ora sostituzione per quel che riguarda l'Abruzzo, finalmente si può fare il cambio, vediamo chi lascerà il terreno di gioco. Forse il numero 4, no il 10, entra tanto il numero 9. Entra il numero 9 Fragassi. Ed esce il numero 10 Francesco Giosaffatto. E ora Piemonte che naturalmente controlla, proverà a impostare dei contropiedi. Ha cambiato praticamente qualcosa nella zona mediana e offensiva del campo. Ora Monga in area di rigore, in qualche modo prova a cavarsi la retroguardia piemontese, poi Monga sembrava voler far sfilare il pallone, era troppo però lontano. Attenzione perché arriva il direttore di gara dalla panchina piemontese, va a mettere un po' d'ordine. Tanto di sottofondo sentite l'incitamento per la selezione abruzzese. Tanto un cambio, esce il numero 20 della formazione del Piemonte Val d'Aosta, Alessandro Chira, che ha fatto tanto lavoro là davanti. Ed entra sul terreno di gioco il numero 9 Maiolo, un giocatore della Cheraschese. Ora rimessa laterale per l'Abruzzo, minuti sono 15 sul cronometro, 2-0 in virtù delle due reti
trovate dal Piemonte Val d'Aosta nella prima frazione. Uno direttamente da calcio d'angolo, un'autorete su azione da calcio d'angolo. Ora Aversano in pressing sul capitano abruzzese, il numero 16 Reale, che se la cava in un primo tempo molto bene, poi viene fermato non fallosamente. Qua l'arbitro ha fatto molto giocare, suggerimento in verticale, la posizione è regolare da parte del giocatore piemontese, ha letto perfettamente la situazione, liberato Scioli. Ora lungo rinvio a cercare Bove, ha provato il tocco di prima per Monga, non è riuscito a impattare sul pallone che ha finito direttamente tra le braccia di Alberto Rostagno. 0-2 per Piemonte Val d'Aosta, 15 sul cronometro, quindi 20 alla fine. E adesso palla scaricata all'indietro per Liberato Scioli, che deve calciare come viene e di fatto regalando una rimessa laterale alla Piemonte Val d'Aosta. Valla a cercare Aversano, forse c'è il fallo, il direttore di gara lascia proseguire per la regola del vantaggio, poi Ruggeri prova ad allargare a sinistra per il primo pallone toccato da Fragassi, che però poi lo perde anche il Piemonte. E adesso le fasi non sono limpidissime, le fasi di gioco, ma tutto sommato ci può anche stare. L'Abruzzo deve gettare il cuore oltre l'ostacolo per andare almeno a riaprire la partita. Il Piemonte può controlla anche questa rimessa laterale che viene conquistata dalla selezione piemontese. Adesso palla per Bove, che tocca il primo pallone più o meno giocabile della sua partita, lo riconquista il Piemonte. Palla per Aversano, prova ad andare da solo il numero 7, riesce in qualche modo a servire Maiolo, recupera però la palla l'Abruzzo e riparte anche con una sorta di ripartenza. Suggerimento di Ruggeri, che però non arriva a destinazione, ma ancora è Torre a cercare Bove, poi copertura prima da parte della difesa piemontese, poi da parte di Cannarozzi, e il Piemonte che riesce a guadagnare una rimessa laterale. Altro cambio per quel che riguarda la formazione di Piemonte e Val d'Aosta. Entra il numero 6 Oliviero, esce il numero 18 Tenca. Quindi Olivero per Tenca. E dall'altra parte invece, quindi per quel che riguarda l'Abruzzo, entra il numero 20, esce il numero 19, quindi esce Scognamiglio, Giuseppe Scognamiglio, ed entra il numero 20 Emilis Seputis. E poi c'è stato un altro cambio perché è entrato sul terreno di gioco anche il numero 6, e dovrebbe essere uscito Torre, quindi entra il numero 6 Derrico, Edoardo Derrico, esce il numero 8 Alessandro Torre. E quindi cambiano un po' le carte in tavola i due mister, perché adesso sono diversi i cambi, ne ha fatti 4 l'Abruzzo, sono entrati Derrico, Fragassi, Bove, Seputis, e 3 il Piemonte Val d'Aosta con Aversano, Olivero e Maiolo. Palla lunga a cercare proprio Aversano,
uno dei nuovi entrati, uno dei 7 nuovi entrati, quindi uno dei 7 volti nuovi di questa seconda frazione. 20° di gioco e ovviamente 2-0 il risultato che non è cambiato rispetto ai primi 35 minuti di gioco. Ne mancano 15, quindi un quarto d'ora per le speranze dell'Abruzzo, un quarto d'ora per la finale che il Piemonte per ora sta ipotecando con un doppio vantaggio importante a questo punto della partita. Ora Bove per Mongà, in qualche modo su Amendolaggine se la cava il capitano in maglia bianca, poi Sfera che danza a centrocampo con Bove che può andare, forse c'è fallo da parte di Mongà, si gioca Mongà che ha voluto rientrare sul destro e ha consentito il recupero provvidenziale da parte di un giocatore piemontese, ha voluto un po' strafare qua il numero 13, è rientrato su di lui forse Oliviero, uno dei nuovi entrati, e ora calcio d'angolo, 5-3 gli angoli della partita. Torna a battere un tiro dalla bandierina dell'Abruzzo, palla dentro e tesa, nessun giocatore riesce a concludere con la testa, poi la conclusione da parte prima di Enrico, poi in qualche modo Mongà che era in posizione regolare, e altro cross, e attenzione a Bove che si coordina per la conclusione, non riesce però a impattare bene sul pallone, disturbato da 3 avversari, e allora forcing da parte della formazione abruzzese, che ora cambia gli esterni perché il selezionatore fa proprio segno ai 2 esterni di cambiarsi. Tutto buono l'intervento a centrocampo, Abruzzo che prova a manovrare con Giosaffatto che allarga per il numero 4 Cannarozzi, palla dentro per Bove, il tocco di prima per Mongà e la sfera allontanata in fallo laterale per un Piemonte che adesso sta soffrendo, ha ridisegnato in maniera molto offensiva la sua selezione il tecnico abruzzese Pasquale Villa. Altro cambio per il Piemonte che pareggia al computo dei cambi in questo caso. ...22 sul cronometro, 4 cambi per parte, è entrato sul terreno di gioco anche Scanavino, giocatore del Lascaris, numero 10, e ora palla per Aversano. Attenzione al break del Piemonte dopo una fase di gioco forse un po' più favorevole nel possesso palla all'Abruzzo, che ovviamente ha 2 gol da recuperare, deve fare qualcosa. Qua c'è il fallo su Amendolaggine da parte di Mongà e quindi calcio di punizione che fa rifiatare un po' la selezione di Piemonte Val d'Aosta, selezione che sta conducendo 2-0 grazie al gol di Sottile nel primo tempo direttamente su calcio d'angolo e poi all'autorete da parte di un giocatore dell'Abruzzo. Ora Aversano va in 1 contro 1, riesce a servire Cavazza, palla sul secondo palo dove arriva il numero 14 Catanzaro e adesso c'è calcio di rigore per l'Abruzzo perché c'è stato un intervento ai danni direi di Aversano che rimane anche a terra, si rialza ora, viene abbracciato da un compagno, è andato ovviamente a procurarsi questo calcio di rigore il numero 7. Sul pallone ci va il numero 9 Matteo Maiolo che è uno dei giocatori neoentrati. Maiolo contro Liberato Scioli per mettere il punto esclamativo e probabilmente ipotecare la finale. Parte il numero 9, conclusione perentoria e 3-0 Piemonte Val d'Aosta praticamente alla prima occasione del secondo tempo in una ripresa dove l'Abruzzo stava provando a riaprire la partita. 3-0 a 10 dal termine, sa di finale in questo rigore di Matteo Maiolo che è entrato dalla panchina. Un terzo gol è arrivato tutto con giocatori della panchina perché è stato Aversano a procurarsi il calcio di rigore. Proteste timide da parte dei giocatori abruzzesi. Poi appunto il numero 9 è andato a prendere il pallone
e a trasformare dagli 11 metri con un tiro a incrociare con il destro assolutamente perentorio, che ha spiazzato, liberato Scioli e di fatto consiste in qualcosa di più che una serie ipoteca alla finale della Sciorba. 3-0 con 10 da giocare, strada assolutamente in discesa per il Piemonte, una strada che era già favorevole alla selezione in maglia bianco crociata. Ora Amendolagi, naturalmente bisognerà anche vedere un po' il contraccolpo psicologico sui giocatori dell'Abruzzo. Adesso calcio di punizione per un fallo commesso da Cristian Catanzaro, punizione che verrà affidata ai piedi di Simone Ruggeri. Si calcia in aria naturalmente, ora questo è il copione. Attenzione perché arriva una munizione per Clément Monga, perché è venuto a contatto Monga con un giocatore piemontese. Il direttore di gara ha dato il giallo a Monga, caduto a terra forse per un colpo. Una spintina tra i due, si sono un po' abbracciati i due, c'è stata una spinta, un po' sbracciato Clément Monga, lo stiamo assolutamente rivedendo. E ovviamente il giocatore che rimane a terra si tratta del numero 5 Giulio Conforti. Monga è stato ammonito dal direttore di gara probabilmente su segnalazione dell'assistente Santina Delfino di Genova. Ora palla calciata dentro l'area di rigore, palla messa fuori con la testa. Ora Abruzzo che prova a entrare in area e conquista un calcio d'angolo quando siamo al minuto 27. Ora cambio per il Piemonte, forse lo fa dopo il calcio d'angolo, anzi sì, lo fa dopo il calcio d'angolo. Palla calciata sul secondo palo dove c'è un giocatore abruzzese che è tutto solo, ma la sfera è troppo larga, troppo lunga. Ancora Abruzzo quando i minuti sul cronometro sono 28, quindi 7 al termine, un po' di recupero ci sarà in questa ripresa. 3-0 per la selezione di Piemonte Val d'Aosta. E Abruzzo che prova quantomeno a riaprire la gara, a segnare il gol che, come si suol dire, della bandiera, ma un 3-1 potrebbe dare ancora un pizzico di speranza. Occhio ai contropiedi del Piemonte con Scanavino che viene fermato fallosamente, guadagna il calcio di punizione del numero 10. E adesso arriva tanto la munizione per il selezionatore abruzzese che è andato a chiedere qualcosa all'assistente, poi la sostituzione per il Piemonte perché esce dal terreno di gioco il numero 4, il capitano direi, Mattia Amendolagine, che va poi a cedere anche la fascia da capitano. Entra sul terreno di gioco il numero 16, Pozzulla Matteo, un giocatore del Chisola anch'esso.
5 minuti al termine della partita più eventuale recupero, cambi che sono diventati 5 per il Piemonte, 4 per l'Abruzzo. Ora palla in verticale, ha cambiato praticamente metà squadra l'allenatore piemontese, lancio lungo a cercare Bove, ha avuto poche palle giocabili il numero 3. Adesso c'è la copertura da parte di un giocatore piemontese, poi il fallo per il pressing troppo di foga da parte del numero 3 abruzzese. 30° minuto di gioco, 3-0 per il Piemonte Val d'Aosta in questa semifinale Under 15 del 60° torneo delle regioni. Piemonte che sta conducendo, attenzione però a Monga che prova dalla lunga distanza, conclusione che sibila a qualche centimetro dall'incrocio dei pali, con Rostagno Alberto che ha guardato questo tracciante terminare alto veramente di poco. Clément Monga, autore ieri di un gol e un assist, che ha portato l'Abruzzo a giocarsi questa semifinale. Abruzzo che, a dire la verità, nel momento migliore del secondo tempo ha subito il calcio di rigore che poi ha di fatto smorzato un po' più che altro il morale della formazione in maglia rossa. Ora qua forse c'è un fallo ai danni di Fragassi, si continua a giocare. Ancora Abruzzo, limite dell'area di rigore col nuovo entrato Seputis, e però il Piemonte riesce a controllare. Vedo un altro giocatore sulla panchina abruzzese pronto ad entrare. Piemonte con la palla in avanti, in qualche modo prova a ripartire la rappresentativa abruzzese, ma si combatte su l'out di sinistra con Cannarozzi che deve allontanare, poi Nadi alla fine si ribatti, escono dai ranghi difensivi i giocatori abruzzesi. Nadi adesso in verticale prova ad andare da solo, c'è un fallo ai suoi danni, allora calcio di punizione con Monga che è già ammonito e di nuovo va a spingere un avversario, rimane a terra un giocatore del Piemonte. L'arbitro fa segno di recuperare, mi sembra Versano che è rimasto a terra. Viene alzato adesso e portato fuori. Il direttore di gara ha fatto segno di recuperare, provvederà ovviamente al recupero. 32 sul cronometro, ci avviciniamo ovviamente all'ultimo minuto. Direttamente liberato Scioli, va a calciare nel cuore dell'area di rigore, palla sul primo palo a cercare Monga, esce il portiere, c'è fallo su di lui, lo commette ancora Clément Monga che deve stare attento perché è già ammonito. Ora dice qualcosa un avversario. È già ammonito il numero 13. Guardiamo finché non ci facciamo male. Vediamo finché non ci facciamo male. 33 sul cronometro. Rimane a terra il portiere del Piemonte, Alberto Rostagno. Intanto arriva 2 cambi per quel che riguarda l'Abruzzo. Esce, direi, il numero 11 Giosaffatto, entra il numero 15, direi, Ocoroi.
E rimessa laterale naturalmente effettuata per gli ultimi istanti di gioco, 34,30 sul cronometro, ci avviciniamo veramente alla segnalazione del recupero che potrebbe essere di 2 o 3 minuti. Ovviamente il risultato a questo punto si può dire essere acquisito a favore di Piemonte Val d'Aosta. Occhio però, perché la partita finisce col triplice fischio. Allora Seputis ha provato a servire Bove, con l'Abruzzo che prova con orgoglio naturalmente Monga in area di rigore, 2 giocatori davanti a lui, va sul fondo Monga, conclusione con il destro in diagonale che viene rimpallata, non c'è nessuno a recuperare il rimpallo. Ora Aversano, nonostante l'intervento per la maglietta, il Piemonte riesce a trasformare l'azione in offensiva, ha provato lo spunto poi l'autore del secondo gol, Matteo Maiolo, alla fine è stato imbavagliato dalla difesa abruzzese, in qualche modo però ha liberato Scioli. Vediamo il recupero. Mi sembra che abbia detto qualcosa, mi sembra di aver capito 3 di recupero, però è una sensazione. Ora vediamo i cambi per quel che riguarda il Piemonte. Esce il numero 19 Balocco ed entra il numero 2 nel Piemonte, entra il numero 2 anche nell'Abruzzo. Quindi nel Piemonte entra il numero 2 Marco Bertot, nell'Abruzzo entra il numero 2 Manuel Bomba. E allora tanti cambi in questa che per una rappresentativa è l'ultima gara, per l'altra la penultima. Proprio Bomba tocca il suo primo pallone con il colpo di testa. 36,40, io credo che si andrà avanti fino al minuto 38, perché mi sembra di aver percepito, captato 3 di recupero in un colloquio tra Pettirossi di Genova e la sua assistente, la signorina Delfino. 1 minuto di recupero, nel frattempo se n'è già andato, palla per Bovi al centro dell'area di rigore, poi il rimorchio che non viene gestito in maniera adeguata da parte dei giocatori dell'Abruzzo. Okoroji con la testa, la seconda palla la prende l'Abruzzo, c'è però il fallo da parte del numero 6 del Rico. E allora sarà Scanavino, anzi è Scanavino che cerca Aversano, controllo impreciso stranamente da parte del numero 7, palla lunga e ancora Aversano con la testa, poi Maioli, ancora Aversano che ha provato il tunnel su Okoroji, ma è la formazione piemontese che prova a venire avanti con questa imbucata per Maiolo, scusate, che non è riuscito a controllare con la punta. E allora rimessa dal fondo, 38 sul cronometro, 3 di recupero che in teoria scadono ora. Se ho captato bene le informazioni che si passavano direttore e assistente, dovrebbe essere finita ora. In realtà si continua a giocare, quindi probabilmente ancora 1. Ci sono state tante interruzioni in questa seconda frazione, a partire dal rigore, dai gol, da un giocatore che è rimasto a terra, dai tanti cambi ovviamente, perché ne contiamo quasi una decina. 38,30 sul cronometro, 3-0 Piemonte Val d'Aosta sull'Abruzzo. Questo risultato ovviamente spedirebbe la formazione maglia bianca nella finalissima di domani. Ora probabilmente ultima azione da parte della formazione abruzzese. Invio del portiere, palla messa in fallo laterale. Monga viene avanti, viene a prendersi il pallone fin proprio dentro la sua tre quarti, poi gioca con Del Rico, palla in verticale per Saputis che viene però anticipato. C'è ancora un cambio qua nelle file dell'Abruzzo, ma secondo me non ci sarà tempo. 39-20, intervento duro su un giocatore piemontese.
tanto duro su Maiolo, c'è forse un cambio. Pronto a entrare sul terreno di gioco il numero 7. Di Giannantonio. Tommaso Di Giannantonio, pronto per entrare sul terreno di gioco il giocatore del Valle Peligna. 40esimo minuto che scocca in questo istante e siamo sui 5 di recupero, naturalmente abbondanti. Cambio che viene effettuato in questo istante. È entrato il numero 7. E ultimi attimi di gioco per quel che riguarda ovviamente questa semifinale della categoria, ricordiamo, Under 15. Palla messa in area di rigore, occhio ad Aversano che forse vince un rimpallo, timidamente qualcuno ha chiesto un rigore, poi palla allontanata e altro cambio anche nelle fila del Piemonte, ma il tempo secondo me adesso è finito, insomma. Questi cambi prolungano e basta una gara che il Piemonte sta già portando in porto. Esce Cavazza. Gli applausi per il numero 13, entra il numero 3 Bernardinis Riccardo, giocatore del Lascaris. Bernardinis che gioca nel Lascaris, quindi ha sostituito Cavazza. 41:30 sul cronometro, siamo sui 7 di recupero. Ora Maiolo che viene fermato, riparte l'Abruzzo, sfera a cercare Bove ma troppo fuori gittata da parte del numero 3. E allora Rostagno, il direttore di gara, non lo guarda ora il cronometro. 42, sono proprio adesso i 7 minuti di recupero che si esauriscono, entriamo nell'ottavo addirittura. E infatti 7 di recupero, finisce qua. È stato un conto alla rovescia questo tempo addizionale, conto alla rovescia per il Piemonte che festeggia con i suoi tifosi che naturalmente sentite. Piemonte Val d'Aosta che centra la finalissima di domani alla Sciorba contro i Parietà, centra la finale contro i Parietà dell'Abruzzo. Bisognerà vedere cosa è successo sugli altri campi per andare a conoscere l'avversaria del Piemonte Val d'Aosta. E allora 3-0 per la selezione in maglia bianco-crociata. Torna a casa con l'onore delle armi l'Abruzzo, decidono ovviamente 2 reti nel primo tempo, quella di Sottile, poi un autogol dell'Abruzzo nel secondo tempo. Su calcio di rigore è arrivata la rete di Matteo Maiolo, numero 9, neoentrato nella ripresa. Direi che per ora è tutto. Dall'altra parte vi posso dire che Veneto e Campania sono sullo 0-0, la partita in corso, quindi probabilmente non si conosce ancora l'avversario del Piemonte, sarà o Veneto o Campania. Siamo 0-0 perché la partita è iniziata alle 12:10, quindi siamo ancora nelle fasi appunto del primo tempo e quindi bisognerà aspettare per conoscere l'avversario. Di sicuro o Veneto o Campania conoscono già il loro avversario, che sarà il Piemonte. Direi che per ora dal Baciccia di Pra è tutto. Noi, se volete, torniamo più tardi quando ci sarà un'altra semifinale, quella del torneo femminile. Un saluto e un ringraziamento.